corte del Lione Bianco, e tutti la conoscerete. Uno misurato scalone ne ingombra circa la metà e contrasta con l'architettura minore degli edifici che la circondano. Scendevano di lì gli ospiti di Cadamosto quando divenne il Lione Bianco, il più famoso albergo della città, durato nei secoli dei secoli fino alla fine della storia della Serenissima. Nell'Ottocento, quando l'albergo fu chiuso, alla piccola corte restò il trono. E il banco alla leggiera, la cosa dell'auto e l'andato alla mazzetta, la casa da pigliare e il pezzo alla terra di una volta il fusto, le mani alla venita, il cruce del pezzo, i lavati alla lavandera. E il consiglio alla serviera, magari caccia che discutiamo con lei, e sapere la condita, la corazza e la regina, il trascino, i denti mascalati, gli anche i denti, gli occhi ben mancati, e sentava la sultana, tutto il resto della Le recitate tengono una piccola metafora alla turca su quella casa che con tutte le sue donne assomiglia molto ad un feroce. La lingua prescelta per la lettera è un italiano un po' todescato, diciamo, scritto forse, chissà, sotto dettatura delle perle e certamente con la penna d'inchiostro della carta di casa Viva. Al signor Giovanni, la signora Perla Ricona la riferisce tanto, come anche tutte le altre perle, e vi assicuro che tutte sono innamorate di lei e che sperano che lei prenderà per moglie tutte, come i turchi, per conquistare tutte le terre. Questo scrivo dalla casa del signor Guido, il quale è un galantuomo come lei me lo scrisse, e ieri abbiamo finito il carnevale, cenando da lui, e poi ballando, ed andando con le perle in compagnia del ridotto nuovo, che mi piace guardare. Quando sto dal signor Leader, guardando un po' dalle finestre alla casa dove lui abitò quando lei fu in Venezia, di nuovo non so niente. Venezia mi piace assai. Il mio complimento al signor suo padre e madre, sorelle e fratelli, e a tutti i miei amici ed amiche. Addio.
Tutto non sa come piace di carnevale. Pensa a tutte che abbiamo divertito. Non ne sapevo io. Che bravo che idea. Tutte sette cercate di darlo todo. Io che ne so sempre insieme. Mi dava via Maria subito. Ma dopo, con Giovanni? No! Con Monica! E pensare che già finito tanto male. Mi dispiace tanto. Così poi ya finito il capello. Poi, guardate. Chi che ti andava a fila degli occhi di tua madre? Che bravo, Mosa! Che bel tempi che c'era qui! Bei tempi. Poteride l'unico, se non per un'unica intraducibile parola veneziana, attacca, il nome di un gioco che segna un ulteriore passo avanti nell'intimità con quella famiglia e con la città, con il dinamismo prevalente femminile di quell'interno borghese. Mozart racconta di un divertente corpo a corpo con le perle che rende veri veneziani. Vivo e grazie a Dio sto bene. La De Amicis ha recitato San Benedetto. Dì al signor Ioannes che le perle di Dio cadono sempre di lui, e soprattutto Mademoiselle Caterina, e che deve venire presto a Venezia per far dare l'attacca, cioè far spazio con uno per giocare un vero veneziano. Anche a me lo volevano fare, perché tutti i che però ero più bambina, come gli ho fatto tutti questi anni, tutti i uomini che nello stesso essere, non ha più sapere. Sembra che, forse per la prima volta, proprio in questi giorni a Venezia, Leopold abbia visto agitarsi il temuto fantasma del distacco dal figlio. Nell'ultima lettera lo scrive chiaro e tondo a sua moglie. So cosa può nuocere o giovare ai giovani, soprattutto a Venezia, che è il posto più pericoloso di tutta l'Italia. Leopold, per la verità, non credeva nemmeno che Venezia fosse così importante per la carriera del figlio. Durante il soggiorno, Wolfgang si procurò infatti una grande occasione, scrivere un'opera per il San Benedetto. L'impresario del più prestigioso teatro veneziano era allora Michele dell'Agata, che fu l'unico in Italia a concludere con i Mozart un contratto per l'opera seria, eccetto ovviamente Milano. Ma tra Venezia e Milano correva una differenza abissale di condizioni. La prima opera di Carnevale 1773 e dopo le prime 3 sere della rappresentazione correremo per forza a Venezia per scrivere lì la seconda opera a San Benedetto. Ma il contratto, sebbene ricevuto, restò in cassetto di casa Mozart a Parigi.